La rabbia è come una brace, continua ad ardere anche quando sembra spenta, poi improvvisamente il fuoco si riaccende, così la protesta dei forconi torna a divampare. È il 12° giorno di contestazione. A Padova un corteo di 300 ribelli arriva davanti a una blindatissima agenzia delle entrate e celebra il funerale della classe politica italiana. Sei tutti noi! Lo Stato è morto! Politica e istituzioni, quindi Stato è già morto. Noi lo stiamo solo rendendo evidente. I ribelli del 9 dicembre cantano l'inno nazionale, c'è l'impeto patriottico, un nuovo risorgimento per liberare il paese dall'invasione delle tasse, della corruzione, della burocrazia. Un artigiano si stende in mutande davanti all'ingresso dell'Agenzia delle Entrate, mentre un'imprenditrice dà fuoco a una cartella esattoriale di Equitalia. Io ho bruciato la TARES intanto perché sono partita da più piccola, le più grandi non le pago, per cui non mi preoccupo più, aspetto che faranno qualcosa. Il signore nudo evidenzia proprio l'imprenditore reso in mutande dallo Stato italiano. La signora che bruciava le cartelle di Equitalia era mia moglie, era mia moglie che ha una forza Sono momenti intensi, qui c'è gente che piange davvero, vite travolte dalla crisi, imprenditori, artigiani, commercianti, operai, disoccupati, studenti, tutti uniti dalla disperazione, arruolati volontari in questa guerra contro una classe politica accusata a volte frettolosamente, senza distinzioni, di negligenza, contro senatori e deputati incolpati di usurpare il Parlamento dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità della legge elettorale. Tutti a casa, urla il popolo dei forconi, ed è un urlo che riaccende le fiamme della protesta in tutto il Veneto, da Vicenza, dove Equitalia viene messa sotto assedio, a Verona, dove i manifestanti invadono il centro storico. Uno dei leader, Eugenio Rigodanzo, cerca di scalare le pareti del municipio per incontrare il sindaco entrando da una finestra. Le forze dell'ordine lo bloccano e lo portano in questura in stato di fermo. Poi nel primo pomeriggio viene rilasciato, ma ormai la rivoluzione civile del movimento 9 dicembre ha ripreso vigore. Nei presidi il gelo morde, ma i fuochi accesi riscaldano le mani, i cuori, la rabbia, la voglia di cambiare l'Italia con la forza della delusione, o forse dell'illusione. Ciao.